Grazie Presidente, gentile Commissaria, cari colleghe e colleghi. Ringrazio la collega Montserrat e tutti i relatori degli altri gruppi per il lavoro svolto insieme in questi mesi. Credo che il testo finale sia veramente un risultato di cui essere orgogliosi. La pandemia ha rimesso al centro la salute e la necessità di un sistema sanitario e farmaceutico efficiente e al servizio dei cittadini. Con questa strategia farmaceutica abbiamo ridato dignità ai pazienti, richiamando tutti i soggetti interessati alle loro responsabilità. Da un lato le autorità pubbliche europee e nazionali che devono supportare la ricerca e l'innovazione per consentire all'Europa di essere indipendente anche in ambito sanitario, ma dall'altro lato anche i soggetti privati che hanno enormi responsabilità, in particolare quando godono di supporto e aiuti finanziari pubblici. Troppi paesi e troppi pazienti in Europa non hanno accesso a cure, anche salvavita, perché i loro mercati non sono commercialmente profittevoli. Troppe discriminazioni ancora esistono in Europa tra paesi più o meno ricchi. Questo non è più accettabile. Ora è il momento di creare una vera Unione Europea della Salute, in cui tutti i cittadini finalmente vedano riconosciuto e garantito il loro diritto ad un sistema sanitario pubblico e di qualità, con standard minimi di prestazione sanitaria validi in tutta Europa. Serve la massima trasparenza e tracciabilità dei fondi pubblici con la determinazione dei prezzi dei farmaci, che non può essere determinata da quanto questo farmaco è importante per i malati, ma che deve essere legata ai costi reali di ricerca e di sviluppo. Servono clausole vincolanti di commercializzazione in tutti i paesi europei per non lasciare indietro nessuno. Serve il massimo sforzo per legare la strategia farmaceutica ai temi dello sviluppo sostenibile e del Green Deal. Da oggi inizia, non finisce, il lavoro su questi temi così strategici per il futuro della nostra Europa. Grazie.